Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, ben ritrovati in un nuovo appuntamento insieme alle stelle di Radio.0. Anche in questo 15 febbraio siamo pronti a immergerci nelle ultime novità. Ariete, facile capire che oggi tutto va per il meglio e che avete riacquistato sicurezza. L'apporto di fuoco della luna nel leone chiama l'attenzione. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una forza di volontà che abbatte gli ostacoli come birilli. Queste oggi le vostre carte da giocare. Toro, la luna si avvia alla sua fase di pienezza, ma la sua luce, più che magiche suggestioni, provoca un'inquietudine a cui non sapete dare un nome. Considerate quindi che potreste essere meno efficienti del solito in giornata e qualche ciambella forse riuscirà senza buco. Gemelli, siete una miniera di energia e concludete gli impegni professionali con grande soddisfazione e idee vincenti. Gli obiettivi della carriera sono raggiungibili senza grandi intoppi. Se siete in cerca poi di un cambiamento, nuovi contatti vi offriranno opportunità interessanti per il vostro lavoro. Cancro, concentratevi sulle possibilità, tenete sempre vivo dentro di voi un ambizioso sogno nel cassetto e introducete leggerezza nei pensieri dall'altra parte. Provate ad essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di voi, certi confronti sono veramente utili per tutte e due le parti. Leone, gli aspetti dinamici che intercorrono tra Saturno, Urano e la Luna hanno l'effetto di un vento potente su di voi, tutto quanto già afferrato lo userete nei prossimi giorni. I vostri grandiosi progetti hanno bisogno di un costrutto logico per durare, tenetelo bene a mente, da ridefinire quindi i dettagli di base. Vergine, la vostra attività procede spedita, anche se l'esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarvi con attenzione costante ad ogni vostra faccenda. Chiaritela una questione ingarbugliata, sviluppate poi un'idea operando con il naturale discernimento. Bilancia, oggi grazie a un cielo sgombro di nubi in questo martedì riacquistate socievolezza. Un evento mondano sarà un'occasione quella giusta per intrecciare nuove conoscenze. Allentate un po' i cordoni della borsa, come si suol dire, e concedetevi una spesa voluttuaria, senza sentirvi in colpa però. Scorpione, l'ambizione vi fa puntare in alto alla perfezione. Piuttosto che fare flop, preferite sorbirvi una lavata di capo per il ritardo nella consegna. Antipatica la luna in giornata, insieme a lei ai vostri occhi il resto del mondo, tutti presuntuosi e decisamente arroganti. Sagittario, queste ore sono tutto un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Incisività, mordente e forza di persuasione sono le vostre carte nella manica. Se volete assicurarvi appoggi utili, contrattate sulle condizioni, troverete alla fine un accordo accettabile. Capricorno, un martedì senza scosse per voi, in cui tutto scorre secondo i programmi. Complice un'abile organizzazione, gli impegni funzioneranno al meglio. Valutate con calma una linea di azione in merito a questioni finanziarie un po' controverse, che siano lasciti o eredità. Acquario, giornata da cestinare se fosse possibile, tanto irritante con i suoi imprevisti. Interlocutori supponenti, la superbia non vi è mai andata a genio, lo sappiamo. Maretta poi nella coppia, l'altro non sa che con un acquario le imposizioni proprio non funzionano. E chiudiamo infine con i pesci. Per tutto il giorno il lavoro sarà al centro della scena, brillanti e propositivi, potete realizzare molto, però ci sarà un po' da sgobbare. Un'atmosfera ricca di sollecitazioni vi circonda, moltissimi gli incontri, forse qualcuno avrà un amoroso seguito. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, l'oroscopo del giorno vi saluta, noi ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità, intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.